Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash con le sibille interattive del vostro bagnetto veneziano. Vi ricordo che al mercoledì le sibille alla sera saranno trasportate alle 21 con il Legarda, saremo io il Legarda o il Legarda io. No? Quindi le sibille interattive che ci sono adesso alle 10, poi ci saranno anche alle 21 di mercoledì, cioè domani sera, e poi giovedì alle 10 ancora, e poi venerdì solo in Legarda alle 21 nel suo canale e nei migliori gruppi social, tra cui Paola Ferilli e Laura Ciofini, che ormai sono importantissimi supporter del Baglietto Veneziano in Legarda. Bene, come avete visto mettiamo anche parecchie live introduttive risposte ai nostri amici del canale che ci fanno delle domande su YouTube, e quindi se volete farle fatele pure nei appositi social, quindi anche su Facebook noi abbiamo un gruppo e potete fare anche delle domande lì, e Marietta quando potrà risponderà tranquillamente. Rispondiamo e salutiamo i nostri amici che sono collegati in questo momento, e in questo momento c'è Nella. Ciao Nella, vediamo. Ciao Marietto, gentilmente puoi vedere perché Raffaele non risponde ai messaggi? Lui 26,970, io 15,274. Allora abbiamo Nella e Raffaele che non risponde, quindi facciamo il sì e il no del pendolino, penso proprio che non serva. Però prima di fare questo, per i nuovi che non conoscono ancora il Legarda Veneziano, vi ricordo che abbiamo addirittura d'arriva questo ebook costa 50 euro, lo si può comprare tranquillamente nel sito capitano.attivista.org nella zona shop. Questo ebook è un ebook molto speciale, l'abbiamo spiegato più volte, e quindi per i nuovi che non conoscono ancora siamo addirittura d'arrivo e lo si può comprare tranquillamente per 50 euro nello shop del vostro il vostro magnetro, il capitano. Quindi bene, ricordatevi questo. Se avete 50 euro volete fare un regalo a qualcuno, qualcosa di speciale, qualcosa che resterà nel tempo almeno per 6.000 anni, e poi un giorno ve lo racconterò. Bene, cari amici, andiamo avanti e rispondiamo alle nostre amicizie. Ciao Chiara, grazie che Chiara ci ha salutato, e iniziamo con Nella. Vediamo perché Raffaele, ciao Roberta, perché il nostro Raffaele non vuole rispondere. Vediamo un po' che cos'è che gli gira un po' nell'anticamera della materia. Grigio. Bene, vediamo il nostro Raffaele come mai non risponde. Vediamo cosa gli gira i messaggi dal nostro. Sospiri e segreti. Qui già partiamo con qualcosa di importante. Allora, vediamo l'anella che sta sospirando e i segreti. Militare è una carta un po' particolare, vuol dire tante cose, ma vuol dire soprattutto segreti, forza e intelligenza. Quindi, per il momento, Nella, diciamo che il signor Raffaele ha dei segreti, ma vediamo un po' in dettaglio. Facciamo una stesa un pochettino più, come si suol dire, un po' più in dettaglio. Vediamo completo. Facciamo bambino, domestico, artista, nemico, dottore, giovane, signore. Mettiamo un po', facciamo di più bene. Allora, alla domanda perché non risponde, guardiamo, vedi? Allora, questo è il passato fra voi due. Diciamo che è nata una storia, c'era molto coinvolgimento. Diciamo che questa fede ha qualità perché vedi artista. Questa storia quando è nata molto bene, almeno sembrava che i presupposti fossero buoni, mettiamola così. Però è arrivato qualcuno, vedete, nemico e dottore, è arrivato qualcuno che ha, come si suol dire, tirato il freno a mano, vedete? Ci sono queste due carte importantissime, guardate bene, il nemico e il dottore. Quindi lì si è incominciato a increspare la cosa nel passato, c'è stato qualcuno che è entrato a gamba tesa, insomma,
qualcuno al di fuori di voi due che è entrato in modo preponderante e ha giocato sporco. Molto probabilmente era un uomo, perché vedi? E è cominciato a incrinarsi la cosa. Ma nel presente, entriamo nel presente, c'è un blocco, vedi, prigione, poi c'è una vecchia signora, cioè come se ci fosse un'entrata di qualcuno che questo blocco, no, lo vorrebbe in un certo senso, non si capisce bene però, perché vedi sotto c'è donna maritata, non risponde più perché è bloccato, no? C'è qualcuno che è entrato, non so, un amico, qualcuno vicino a lui, che ha inserito questo blocco qua, questo freno a mano. C'è anche una vecchia signora che non si capisce se vuole dare una mano, perché la domanda è molto, si vuol dire, larga, no? Di larghe vedute. Tu sei qui, però c'è anche una donna maritata. Allora può essere due cose: o il blocco si sblocca, no? Oppure la donna maritata sta a indicare che lui è sposato e c'è qualcosa che impedisce la cosa. È come se questo nemico, questo uomo, abbia iniziato a aprire un freno a mano, tu sei qui che aspetti, ma ci sono due variabili: o vi riunite, no, se non è sposato, oppure c'è qualcuno che sta a indicare che lui è sposato, no? E quindi questo blocco qui molto probabilmente è guidato. Ci sono due variabili. La prima è che qualcuno è intervenuto, ha bloccato tutto, tu sei sempre qui, vedi che aspetti la sua telefonata, ma se non è sposato vuol dire che vi riunirete, se invece vi è sposato il problema va avanti, perché vedi che c'è ladro che vuole fare le cose di nascosto, poi c'è una parola molto, c'è una carta, scusa, molto tosta, molto tutto, perché c'è il delirante, vedi, vuol fare cose di nascosto e ci sono cose dette, non dette, cose che in un certo senso, cioè sembra quasi che lui sia sposato e che voglia fare cose di nascosto, che ha paura delle vocine che girano intorno, non vuole che a casa ci sia. Se è sposato. Se non è sposato invece è un tipo che si fa trascinare e vuole fare cose di nascosto e vorrebbe in un certo senso, se non è sposato chiaramente, fare le cose, vedi, c'è casa, sempre vorrebbe fare cose di nascosto, non far parlare le persone. Invece se è sposato il problema è che ha paura, vuole fare le cose di nascosto con te in modo sicuro. Questo per i prossimi 3 mesi, ma andiamo avanti. Per i prossimi 6 mesi la situazione, vedi, sacerdote, abbiamo allegria e gran consolazione. Sembra quasi quasi che per i prossimi 6 mesi, vedi Nella, la cosa incomincia a sbloccarsi. Vedi, c'è sacerdote, però con molta freddezza, allegria e gran consolazione. Queste due carte mi fanno capire che potrebbe esserci uno sblocco, ma con riserva perché il sacerdote è anche una carta di freddezza, cioè non sarà subito un qualcosa di veloce, perché vedi abbiamo purtroppo ladri deliranti che fanno capire che è una cosa sotto banco, nascosta, in nero, contabilità doppia, non doppia contabilità, capisci? Una cosa che lascia presagire quasi uno zorro, quasi qualcuno che arriva di nascosto, però fra 6 mesi le cose dovrebbero sbloccarsi sempre con freddezza. Quindi diciamo che adesso è un blocco pesante. Se è sposato c'è in ballo la moglie che ha tirato freno a mano, se non è sposato invece vuol dire che ci sarà questa riapertura. Ma adesso qui entra la risposta finale alla domanda come mai non risponde e se risponderà come andremo con la situazione. E qui rullo di tamburi perché la risposta arriva. Nel futuro abbiamo la chiusura, abbiamo 4 carte importantissime: leggerezza, che sta a indicare anche lontananza, fortuna, ammalato e messaggero. Allora, riceverai, vedi, il problema cos'è? È che fortuna può essere letta in 2 parti, perché non abbiamo abbastanza dati per capire
il Raffaele. Cioè, leggerezza può essere letta come una lontananza che la fortuna ti abbandona e la malattia riceverà il messaggio che praticamente il vostro rapporto finirà. Ma se lui non è sposato, invece vuol dire tutta un'altra cosa. Vuol dire che la lontananza, in un certo senso, con un colpo di fortuna, in un certo senso si affiorirà e riceverà dei messaggi di una persona che sta per guarire. Quindi dipende dalle due variabili. Allora, se sposato, la fortuna girerà a sfavore e il rapporto si chiuderà. Se non è sposato, invece, la cosa sembra che prenda piede e la fortuna girerà dalla tua parte. Quindi ci sono queste due variabili che devi tenere in considerazione. Bene, andiamo alla prossima. Chiara saluta, ciao Chiara, ciao Roberta, Nico, ciao Marietto, 14.883, vorrei sapere se trovo lavoro. Nico ha parlato chiaro. Adesso vediamo un po' il nostro Nico se trova lavoro. Un po'. Pendolino, subito un pendolino per Nico, l'83 se trova lavoro. Beh, sì, Nico, dovresti trovarlo. Allora, per Nico io farei 5 carte. Per Nico farei 5 carte e anche un bel taglio per vedere se Nico trova lavoro. È importante perché sapete che Marietto, mi raccomando Nico, scaricati gratuitamente i circuiti nel sito capitano.attivista.org perché ci sono i circuiti che tagliano i legami perniciosi e ti potrebbero aiutare a trovare lavoro. Via, vediamo un po'. Oh, Nico, colpo di scena, qui c'è qualche freno tirato a mano. Ecco, io quando succedono queste cose so che lettera riceverai sicuramente un messaggio e adesso vediamo il messaggio come sarà, perché quando succedono queste cose vuol dire che le sibille ci vogliono dire qualcosa. Messaggio è dottore. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che riceverai un messaggio per il lavoro chiaramente, che purtroppo può essere impegnativo perché dovresti, in un certo senso, è un messaggio quasi che ti dice che devi non guarire nel senso, ma devi in un certo mettere a posto alcune cose e ci sarà qualcuno che ti aiuterà molto probabilmente. Ma vediamo una stesa di 5 carte per il vedovo, giovane fanciulla, allegria, speranza e carte. Beh, allora Nico, le carte sono molto favorevoli perché vedi c'è un blocco, c'è una chiusura molto probabilmente col vecchio lavoro. Poi vedi giovane fanciulla, allegrezza di cuore, speranza e carta. Sono carte che se lette nella giusta visione, giovane fanciulla vuol dire anche che c'è grande volontà da parte tua di chiudere qualcosa, di riaprire con forze giovani, con forza. E poi vedi allegrezza di cuore, la tua speranza, e molto probabilmente sarai anche aiutato molto probabilmente da una donna, da una ragazza giovane, e vedi a casa si porta il risultato. Quindi Nico, ti dico che molto probabilmente avrai l'aiuto di una ragazza giovane, vabbè, sei giovane anche te, e sembrerebbe che la tua speranza sia ripagata perché casa è il senso di, come si suol dire, di sicurezza, il senso di riuscire a fare qualcosa, a costruire qualcosa. Quindi lascerai molto probabilmente il lavoro che hai o l'attività che hai o, come si suol dire, quello che stai facendo, perché ci vedo, quindi parla chiara la cosa, non ci sono scampi, bisogna proprio tagliare, e una donna, molto probabilmente una giovane donna, ti darà una mano per attivare le speranze e poi andare in Portogallo. Bene, andiamo alla prossima. Roberta, vorrei sapere se Damiano del 310564 mi sta mettendo alla prova. Roberta 150570, grazie mille. Roberta. Bene, qui ci vuole adesso il pendolino, se lo sta mettendo alla prova. Se dobbiamo, sta mettendo alla prova Roberta. No. Vedo proprio
No, non ti sta mettendo alla prova e adesso a questo punto qui urge una sibilla completa. Una sibilla completa che vediamo un po' questo Damiano. Questo signor Damiano si sta mettendo a prova la nostra. Il taglio, vediamo un po' cosa dicono le sibille per Roberto e Damiano. Consonante sorpresa e deliranti. Sono carte che ci fanno capire che il tipo in effetti non ha tutti i torti anche Nairobi, perché vedi, deliranti vuol dire che ci sono pettegolezzi, c'è qualcosa che gira, detto, non detto, qualcuno che entra in campo di nascosto e dire certe cose, che cerca di trascinare il Damiano. Poi vedi, gran consolazione e consonante sorpresa, sta a indicare che siamo a metà strada, stiamo a indicare che c'è e non c'è qualcuno che sta lavorando un pochettino dietro alle retrovie, e, sai, vocine, sai, le classiche cosine che si sente dire, però andiamo avanti, andiamo a indagare. Vediamo un po'. Amore, sacerdote, viaggio, allegria. Ma caspita, ma sto Damiano ha avuto un passato d'oro con sto Damiano. Qui sembra che invece. Allora, il finale. Roberta, a questo punto il marietto entra in campo e ti dice come stanno le cose. Allora, il tuo passato, Roberta, con questo signore qua è stato glorioso, hai delle carte bellissime, amore, uomo di legge, insomma, deve essere un personaggio tosto, viaggi, allegrezza di cuore, gran signore, insomma, nel passato questo signor Damiano con te si vede che è stata una persona veramente top, sei stata fortunata ad incontrarlo perché abbiamo amore, viaggio, allegrezza di cuore, gran signore, si è sempre comportato in un certo senso bene, nel passato è stato, però qui c'è il presente e hai fatto bene la domanda, perché guarda un po', il presente invece vedi, gelosia militare, sembra quasi che entra in campo qualcun'altra, entra in campo una signora, perché vedi c'è gelosia militare, allora militare e segreti, vuol dire che è un tipo che tiene i segreti, che è tecnico, cioè siamo partiti con un passato glorioso e a un certo punto il presente cambia perché c'è gelosia, poi vedi dispiacere, qui sei tu che stai piangendo, ma sembra quasi che ci sia, non lo dico, ma lo penso, anzi lo penso ma non lo dico, ma sembra quasi che entra in campo una figura femminile che è fuori dal giro, perché tu sei lì che piangi, ma questa persona arriva di gran volontà e c'è un segreto, questo Damiano qui ha un segreto, ha qualcosa che non dice e forse a parte tu ha un po' di gelosia, lui è geloso, però comunque il passato è stato glorioso, il presente ti vedo piangere, però è tutto lì, perché il futuro è glorioso, il futuro prossimo per voi due, perché vedi, ci sono delle carte di intimità, ci sono delle carte che vuole consolidare la vostra unione, vedi, messaggio, stanza, denaro, cioè non so se è una cosa che ti metti in mente o magari cioè effettivamente qualche segreto c'è, però lui, che siamo partiti da un personaggio veramente virtuoso, no? Gran signore, la grazia di cuore, viaggio, cambiamento, insomma, tutte queste cose qua. Perché all'inizio si vede che è stata un'avventura, poi che si è consolidata, come vedi, viaggio, allegrezza di cuore, gran signore, cioè all'inizio magari è stata un'avventura un po' così e poi è partita in quinta. Adesso invece ci troviamo in una posizione stabile, un po' tu gelosetta, un po' lui segreti, però il futuro invece stanza che sta a indicare rapporti intimi, denaro che sta a indicare matrimonio vantaggioso, consolidato, tramite anche dei grandi scambi, avrete molti scambi di comunicazione, di lettere, di messaggi, insomma tutto quello che fa parte di una coppia, sebbene tu sei magari un po' gelosetta. Ma andiamo avanti. Nel futuro prossimo cosa vedi il marietto?
Costanza, giovane fanciulla e omaggi preziosi. Allora, questo sta a indicare tutte robe positive, cioè sta a indicare che qui ci sei tu, che con la Costanza avrai alla fine un premio, no? Un premio importante. Un premio importante, quindi io non vedo che ti mette alla prova. Certo, adesso tu vedi che ti mette alla prova, no? Qui si vede, no? È tutto, perché vedi, gelosia militare sta indicando, però il futuro è tutto dalla tua parte. Però a questo punto si entra in finale e qui potrebbero cambiare le cose. Ma la nostra Roberta ha 4 carte che stanno andando nella sua direzione, nella direzione giusta. E guardiamole insieme. Qui, cara Roberta, hai delle carte che girano tutte dalla tua parte, perché vedi, hai bambino, che vuol dire che sta per nascere qualcosa di importante. Sospiri che sei tu, chiaramente, e cosa nasce? Il grande artista, che però ha bisogno di un attimino di cure. Vedi, Roberta? Quindi io direi che non devi preoccuparti. Ci potrebbe essere una new entry, però qui hai 4 carte importantissime che stanno andando nella tua direzione. Qui sei sempre te, vedi, sospiri, qui hai dispiaceri, ma sono cose più che altro che sono dentro di te che pensi, ma lui è un gran signore, è un artista nei tuoi confronti, è una persona da 5 stelle, non 5 stelle di partita, 3 stelle Michelin, via, è proprio qualcuno che verso di te si comporterà bene. Quindi ha qualche segreto, tu hai qualche gelosia, però alla fine diciamo che non dovresti avere nessun tipo di problemi, perché io vedo che è un gran signore nei tuoi confronti e vedo anche che sei tu quella che ci metti sospiri, dispiaceri, ma lui ha fatto qualche segreto, tu sei un po' gelosetta, mettiamola giù così, ma lui vedo che non ti mette la prova, no, anzi sarà sempre un grande signore nei tuoi confronti. Bene, andiamo alla prossima. Alla prossima, allora, vediamo un po' che c'è. Allora, Alessandro saluta, ciao Alessandro. Monica, Monica dice, buongiorno, vorrei sapere se è in arrivo un amore per me. Ecco, queste sono le domande che mi piacciono. E la Monica è del 65, 25, 7, 65, bellissima data. Benissimo Monica, vediamo se c'è in arrivo qualcosa di corposo, di qualcosa di serio, non mica quelle cose che insomma fanno perdere tempo, tutto come niente. Vediamo per la Monica se c'è in arrivo qualcosa di importante. Beh, sembrerebbe proprio che qualcosa arrivi di interessante, ma visto che facciamo una bella stesa completa per la Monica, vediamo se c'è in arrivo qualcosa di importante. Vediamo questa carta qua, mercante, e vediamo il prossimo taglio, questo qui, facciamo questo, amica. Allora, mercante e amica. Cosa sta a indicare mercante e amica? Allora, molto probabilmente il taglio sta a indicare che il mercante è qualcosa di studiato, di meditato. Un'amica magari è un'amica che ti vuole dare la mano o un'amica in teoria è concorrente, però non è detto. Adesso vediamo in dettaglio la stessa. Gran signore, dispiacere, costanza, morte, scusate, e ladro. Questo è il passato. Adesso vediamo il presente. Prigione, deliranti, la matrice, casa, è girato. Gatto, speranza, belvedere, leggerezza, nemica, nemico, e poi il finale. Allora, vediamo un po' di mettere a fuoco la nostra Monica. Monica, attenzione, perché questa stesa è una stesa chiaroscuro, è una stesa vedo non vedo, è una stesa di quelle che quando uno le vede dice questa donna è fortunata, ma è sempre un freno tirato mano. Ma adesso andiamo in dettaglio a vedere questo amore dov'è, perché c'è, e cavoli se c'è.
però un po' lontano, però guardiamolo insieme. Allora, Monica, il tuo passato. Tu hai conosciuto qualcuno di importante, vedi? Gran signore. Questo gran signore però ti ha fatto piangere, ti ha fatto piangere molto, e anche se tu avevi costanza, lui a un certo punto di nascosto, vedi, nascosto e morte, quindi tu hai pianto tantissimo per questa persona. Era una persona che valeva, ma ti ha fatto del male. È una persona che valeva, ma è stato ingiusto nei tuoi confronti perché c'è ladro, faceva le cose di nascosto o faceva altre cose. Tu avevi costanza, ma lui proprio a un certo punto ha bloccato e ti ha fatto tanto, tanto, tanto male. Ma andiamo avanti. Quindi con quello lì sembrerebbe quasi proprio chiusa la cosa. Sembrerebbe quasi chiusa, però vediamo il presente, che sono delle carte importanti. Il presente cos'è? Blocco totale, vedi Monica? Blocco totale con prigione, e ci sono delle persone che parlano, cioè sono proprio, cioè praticamente hai avuto ultimamente negli ultimi mesi tutto un susseguirsi di blocchi importanti verso molto questo signore, però tu sei forte, vedi, c'è la matrice casa. Quindi ti hanno fatto del male, ma tu sei in una posizione forte perché hai la matrice casa, che sono sempre carte molto, molto, molto positive. E quindi, sebbene hai preso dei colpi importanti, sia la costanza che la matrice che la casa stanno a indicare che tu sei sempre forte, no? Sei sempre forte, e vediamo se arriva questa persona, se arriva questo signore, che si chiama amore. Adesso, a questo punto, siamo in questo periodo qui, in cui c'è gente che parla male, c'è gente che dice cose che non deve dire, c'è gente che allunga il brodo anche quando... Sai, ci sono persone che quando non sanno più cosa dire, inventano. E quindi tu sei forte, perché vedo la matrice a casa, quindi a questo punto qui il futuro com'è? Il futuro, sei sempre forte, sei sempre speranzosa e belvedere. Sono due carte estremamente potenti e in un certo senso che sono dalla tua parte, però c'è falsità, c'è qualche lusinga di qualcuno che e tu sei sempre speranzosa, e fai bene, perché a questo punto nei prossimi 6 mesi leggerezza, nemica, attenzione che potrebbe entrare in campo qualcuno, però il menino. Quindi la tua positività, anche se hai pianto molto e hai avuto dei colpi bassi, vedi, ci sarà qualche nemica molto probabilmente da distante che vorrà impedire qualche unione. Molto probabilmente tu hai qualcuno che ti gira intorno e ci sarà qualcuna da distante, una donna giovane, che da distante vorrà impedire la conclusione di qualcosa che bolle sotto, cioè sta, perché sei positiva, quindi sono tutte le volte che, a parte l'inizio che piangevi, tutte le volte che entri in campo tu, sono estremamente speranza, belvedere, la matrice, costanza, carte estremamente positive, cioè hai avuto tantissime bordate, ma sempre ti sei riuscita a rialzare in piedi. E adesso, a questo punto, Monica, a questo punto c'è il finale. E il finale ci dice se ci sarà un amore serio, concreto e che porterai in un certo senso a stringere qualcosa che vale la pena. Hai sofferto molto, soffrirai ancora un pochino per via di gente gelosa, di gente che ti attaccherà anche da distante, devi stare attento. E a questo punto mi ha detto entra in scena finale. Rullo di tamburi e 4 carte per la Monica. Conversazione, allegria, disgrazia e la riunione. Quindi sembra quasi quasi, o tu lo conosci già, vedi, tu parlerai molto con questa persona, ti renderà felice, ci sarà qualche momento, qualche scivolone di incertezza, però vedi la riunione. Quindi con queste 4 carte, no, Monica, io direi che alla fine, come ha detto il pendolino, è ok. Non so se è il gran signore che ti ha fatto piangere all'inizio, sembrerebbe proprio di no, ma la nuova persona che arriva vuole stringere effettivamente qualcosa di importante e ti farà felice, quindi avrai molto dialogo,
avrai proprio qualcosa di importante, anche se c'è qualche nemica che da lontano, molto probabilmente è una persona magari che conosci già, che ha degli intrallazzi, però lui vuole stringere qualcosa di duraturo con te, quindi io direi sì, avrai ragione il pendolino. È la stesa in cui tu si vede che sei sempre positiva. Certo, pianto all'inizio, che guarda, si vede che hai sofferto tantissimo per questo uomo, no? E si vede tantissimi freni, frenate, controfrenate, sterzate a destra e a sinistra, però la tua speranza, la tua positività, la tua forza morale, chiamatela come volete, ti ha portato ad avere ti porterà ad avere una riunione e un amore vero. Bene, andiamo avanti al prossimo. Elena. Ciao, caro. Elena Costa 75, cosa succederà con Lawrence? No, dopo cancella perché c'è il cognome. Del 73, lui ritorna da lei per amore o lo devi dimenticare? Allora, Elena Costa 75, cosa succederà con Lawrence Miele? 73. Bene, questa è una bellissima domanda, scritta bene, mi raccomando, Elena, dopo la risposta cancella, perché avendo messo anche il cognome, sei stata correttissima, no? Va benissimo. Aspetta, Elena c'è così colonna. Vediamo tra Elena Costa e Lorenz. Vediamo se torna per amore o le devi dimenticare. Lorenz, guardiamo un po', del 73 del 70. Torna. Sembra che torni. Andiamo avanti con le sibille. Facciamo una stesa completa per questa amicizia che ti fa questa domanda. Vediamo se torna. Aspettate che vado a chiudere la porta perché se no si sentono alcune cose. Vediamo se torna. Vediamo un po' se torna il nostro amico. Allora, al taglio, vediamo se torna. È un po' bloccato, però c'è, vedi, fedeltà e prigione. Sta a indicare che c'è qualche blocchino, però è fedele, è come si suol dire, ho capito. Sì. Ok, allora, vediamo un po'. È bloccato, sì, infatti lo dice, è bloccato, la cosa è bloccata, però è fedele. Ma guardiamo un po' in dettaglio adesso, vediamo un po' le cose. Disgrazia, pensiero, viaggio, militare e malinconia. Allora, vedi, già passato, non c'è bisogno che lo dicevi, si vede. Presente, il mio superbia, messaggio, gran consolazione, futuro, olà. Allora, Elena, guardiamo un po' la domanda. Lui ritorna per amore o lo deve dimenticare? Allora, Elena, guardiamo un po', speriamo. Allora, non fate tante domande perché sennò non riesco a leggere. Allora, guardiamo un po'. Allora, il passato con questo tipo qua, guarda, con questo signore qua ti dico, disgrazia, pensiero, lui era pensiero, viaggio, cambiamento militare, aveva dei segreti, malinconia. Insomma, il passato è stato terribile con questo personaggio, perché si vede disgrazia, cambiamento militare, segreti, pensiero, insomma, è stato un mordi, fuggi, un segreto dietro l'altro, un cambiamento, magari qualche viaggio, ma niente che faceva presagire qualcosa di importante. Il passato. Il presente. Imeneo, superbia, messaggio e gran consolazione. Sta a indicare che ci potrebbe essere un accordo
qualcosa di favorevole, ingigantito la superbia, tramite un messaggio. Molto probabilmente ti ricontatterà in questo periodo e vedi gran consolazione. Quindi vuol dire che la cosa dovrebbe in un certo senso mettersi a posto nel presente. Però attenzione, attenzione, perché siamo qui nel futuro. Cosa vedo? Vedi? Vedovo, quindi freddezza, il nemico denaro. Allora sembra, e dico sembra, che ci sia, vedi, il vedovo, praticamente lui vorrebbe chiudere, dimenticare, vorrebbe, cioè praticamente il passato è stato terribile, il presente sembra che si metterà a posto tramite un messaggio, ci comunicherà, però il futuro, vedi, vorrà ancora dimenticare, c'è qualcuno che sta lavorando alle tue spalle. E molto probabilmente, se intendiamo lui, è molto probabilmente più un nemico che un amico. Forse per interessi, vedi? Forse per interessi, perché c'è denaro. E questo nei prossimi 3-6 mesi. Poi però cosa succede? Non si capisce bene se lui è sposato, perché vedi, c'è donna maritata, fortuna e conversazione. Cambierà ancora, questo qui è praticamente un yo-yo, cioè prima ti tratta male, poi cercherà adesso di trattarti bene, poi nel futuro ti tratterà ancora male, poi nel futuro ancora prossimo ci sarà un cambio di fortuna, ci sarà entrare in scena una donna maritata e conversazione, cioè ci sarà molto chiacchiere, però qui entra in scena il finale, cioè nel senso, Elena, che vediamo se si stringe qualcosa oppure, perché questo personaggio qui, questo signore qui ho capito. Esatto, vedi che è uscito il denaro? Esatto, bravo. È uscito il denaro e quindi lui lo faceva per denaro. Allora, il finale adesso, Elena, non scrivere tante volte perché se no non riesco a seguire il concetto, vedi? Non riesco più a seguire mi hai scritto troppe cose, Elena. Quindi. Allora, il finale adesso bisogna dirlo, no? Perché insomma mi hai scritto un sacco di cose, si è visto che c'era denaro, si è visto che... Insomma, con te ti ha trattato bene, però non si capisce se tu parlerai ancora molto con questo qui, però c'è una donna maritata, c'è una donna sposata o con figli dietro le quinte, no? Però guardiamo il finale insieme. È qui che importa a noi. Vedi, abbiamo gelosia, altista, la matrice e leggerezza. Allora, se lui torna, qui c'è gelosia, vedi, sono carte un po' pesanti, però lui ha delle qualità quando c'è l'artista e sono carte positive. Solo che è un po' lontano. Io direi che sono 2 carte positive, quasi 3, e la gelosia chiaramente è femminile, diciamo così, però alla domanda se lui torna, io penso che può tornare. Il problema che cos'è? Il problema è se vale il santo alla candela, e questo lo devi decidere tu. La cosa è che lui ha qualità, è un gran signore, ha delle doti, però ti tratterà bene alcune volte e male alcune altre. Devi partire dal presupposto che alcune volte sarà un grandeur e alcune volte sarà molto gelido. Quindi nel futuro sicuramente avrete ancora delle conversazioni, ti sentirai amata, ma poi dopo ritornerà dentro questo grande gelo siberiano. Quindi sta a te, Elena, a giocarti la cosa. Dal mio punto di vista le sibille dicono che ci contatterà, avrete sicuramente dei momenti interessanti, ma poi ritornerà al gelo, alla gelosia e quant'altro. Bene, andiamo avanti. Cristina. Allora, salve Marietto, mi aiuti, mia madre è malata, quando finirà la sua sofferenza e lutto, grazie, io Cristina, mia madre è sebatina. Allora, mettiamo un po' in chiaro la cosa, fammi vedere Cristina perché non vedo bene. Vediamo un po'. Allora, perché la Elena ha scritto tantissimi messaggi e non riesco. Allora, Cristina.
Allora, facciamo una sibilla di 5 carte per la Cristina perché mi chiede se la madre è malata quando finirà la sua sofferenza. Prima di tutto vediamo se Cristina se è la madre 86, Sebastiana anche la madre è 46. Vediamo con le carte, perché chiaramente se no. Allora, vediamo un po' se la madre di Cristina e Sebastiana finirà la sua sofferenza. Bene. Allora, amica e amatrice, sono carte positive, quindi Cristina sì, positiva perché la matrice alla domanda se finirà le sue sofferenze avrà un'amica giovane e lei, questa signora, sì. Adesso però facciamo una stesa di 5 carte, malinconi, vedi, falsità. Allora, guarda, se finirà per lutto questa sofferenza, vedi, la si vede. Malinconia, questa donna qui entrerà però una persona giovane ad aiutarla e ci saranno alcune cosine dette e non dette, vedi, che la lasceranno sospirare. Io direi che questa signora qui, cioè tua madre, è molto probabile di malinconia, sta male, ci sarà un aiuto e ci potrebbero essere cose lusinghe, potrebbero essere anche persone giovani che la lusingano, cercano di tirarlo sul male. Tua madre sospira sempre, guarderà il passato, cercherà sempre qualcosa nel passato. Vedi che questa carta sta a indicare il passato, guarda indietro, no? E però dopo ci sarà questo blocco. Allora, la faccenda è che ci sono su 5 carte, delle carte praticamente 1, 2 e 3 pesanti. Allora, sicuramente avrà un miglioramento, sicuramente avrà vicino persone giovani che cercheranno di tirarla su, però per il periodo di 3-6 mesi io la vedo ancora bloccata. Certo che dopo, naturalmente, però resterà sempre un po' malinconica, sempre più. Però ci sarà vicino una persona giovane che cercherà di aiutarla con delle parole e roba del genere, però vedo un piccolino blocco, un blocchino così che è importante che sicuramente la frenerà nei prossimi mesi. Poi chiaro, Sibille parlano di avvenimenti che vanno dai 3-6 mesi, dopo non si può più dire di tanto, però direi di sì, alla fine, dopo i 6 mesi sicuramente avrà questo sblocco. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Elena. Scusate, se sentite il rumore è il cagnetto. Elena. Buongiorno, lui 13 11 74, Antonio, io Lucia, cioè Elena Lana si chiama Lucia, 12 10 74, ho desiderio di rivedermi, ci sarà un incontro presto, grazie. Allora, vediamo un po' se Antonio con Lucia, questa è l'ultima, poi non ne facciamo più, cari amici, perché abbiamo già bucato abbondantemente il muro della mezz'ora. Allora, Lucia 74 e vediamo un po', faccio una sibilla di 5 carte. Vediamo un po'. Consonante sopra. Sì. Le carte di taglio, Lucia, sono bomba, vedi? Certo, conversazione e consonante, sorpresa, certo. Lì c'è l'aggancio, c'è che riprenderai il dialogo, ma vediamo un po' le carte, cosa dicono? 5, vedo freddezza, sospiri, vecchia signora, la matrice. Colpo di scena ancora, vedi? Allora, c'è stata freddezza e tu sei sospiri. Poi c'è una vecchia signora che potrebbe essere qualcuno che dà una piccola mano. In questo momento Lucia ha visto che c'è freddezza. La tua speranza, poi entrerà una signora grande che, non so, darà una spinterella, darà un colpettino e finché la barca va lascia andare e alla fine molto probabilmente avrai il risultato perché c'è gran consolazione. Quindi io direi che questa domanda ci sarà come si dice, un incontro molto presto, anche se la partenza è stata un po' claudicante, diciamo che è stata un pochettino
Bene, cari amici, il nostro marietto è finito qui. Vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo che eventualmente c'è il nuovo ebook di 50 euro da comprare nel nostro sito di Legare Marietto Veneziano nel shop, se vi interessa. Ormai abbiamo spiegato più volte a cosa serve, cosa fa, quindi il vostro marietto dice che se volete potete acquistarlo, preordinarlo, praticamente costa 50 euro. Poi vi dice anche che domani alle 21 ci sarà Marietto accompagnato dal legale per le Sibille Free alla sera, così aiutiamo sia le persone che non possono arrivare la sera sia le persone che possono invece arrivare la mattina. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito. Il vostro Marietto vi dice ci vediamo domani sera alle 21. Poi chiaramente seguitemi nelle varie live splash che periodicamente uso per rispondere alle persone che mi contattano su YouTube. Grazie cari amici e alla prossima.